Cari amici, bentornati a Io non so di tappo. Andiamo subito a scoprire quale zona, denominazione e realtà andremo ad approfondire grazie al vino di oggi, per il quale è stato scelto ovviamente un tappo sostenibile innovativo. Via! Dove ci troviamo? Siamo in Veneto, nella DOC del Bardolino, quindi quasi al confine con la Lombardia, nella costa orientale del lago di Garda, dove si estende questo territorio fatto di dolci colline moreniche popolate da vigne e uliveti. Una zona delimitata da un lato quindi dal lago e dal fiume Mincio, a est dalla valle dell'Adige, a nord dal Monte Baldo, che è la più alta montagna veronese, mentre a sud si arriva poi alla pianura padana. L'altezza va dai circa 100 ai 250 metri sul livello del mare, il clima è caratterizzato da estati calde ma non afose e da inverni relativamente freddi. Il lago di Garda, oltre a regalare un clima mite e ventilato tutto l'anno, la rende anche una zona particolarmente affascinante a livello turistico, tant'è che molte delle cantine si sono attrezzate per essere punti di accoglienza belli anche da visitare, sia architettonicamente sia per le molteplici attività collaterali che propongono. Le testimonianze scritte di viticoltura in questa zona risalgono all'epoca dell'Alto Medioevo, seppure i reperti storici riportano anche all'antichità. Ma il nome Bardolino sembra essere stato introdotto nel XIX secolo e deriva proprio dal rinomato villaggio della costa veronese, che è appunto una meta turistica molto amata. La DOC è stata invece riconosciuta nel 1968 e al suo interno è identificata una zona classica ed è declinata in diverse tipologie. Si differenzia inoltre dalla DOCG del Bardolino superiore. Ma con quali uve si produce? Il Bardolino DOC nasce da un blend di uve che deve comprendere sicuramente la Corvina veronese, che in generale la fa da padrone. Poi si possono aggiungere il Corvinone, Rondinella e Molinara ed eventualmente una piccola percentuale di altri vitigni autorizzati. In pratica sono gli stessi vitigni del Valpollicella, derivanti però da una zona limitrofa che dona risultati completamente differenti. Oggi è un vino, il Bardolino, che grazie al suo carattere gioioso, leggiadro, elegante, sta vivendo una seconda giovinezza, e questo anche grazie a cantine che stanno investendo tante energie e tante risorse per valorizzarlo, proprio come nel caso della cantina Le Fraghe. Le Fraghe nasce a Cavaillon Veronese, dove Matilde Poggi ha recuperato i vigneti della sua famiglia per iniziare, dalla vendemmia del 1984, una produzione di vini propri, fatti di amore per la sua terra, intraprendenza, intuizione, sperimentazione e soprattutto la voglia profonda di far parte di un mondo del quale ha respirato il profumo sin da bambina e che l'ha sempre affascinata profondamente. Un mondo che ormai segue da molto vicino e in prima persona, a tutto tondo, come sottolinea il fatto del suo voler essere parte del Vignaioli Indipendenti, l'associazione FIVI di cui è stata nominata anche presidente. La sua proprietà si estende su 28 ettari di vigneto, condotti tutti in regime biologico dal 2009 e dedicati principalmente ai vitigni autoctoni della zona, in particolare ovviamente alla Corvina. Le Fraghe, dopo vari esperimenti e tentativi, ha scelto per questo Bardolino proveniente dal singolo vigneto Brol Grande un blend dove la Corvina domina all'80%, unita poi esclusivamente alla Rondinella. Vengono vinificate separatamente e maturano per poco meno di un anno in botti grandi. Il vino riporta il tipico colore rosso rubino leggermente scarico. Al naso emergono queste note di frutta rossa come la ciliegia, la marasca, il ribes, arrivano poi dei sentori floreali e speziati come la cannella, il pepe nero, un lieve tabacco e delle note anche balsamiche.
Al palato ha una delicata trama tannica, una buona complessità, struttura, bella acidità e persistenza. È un vino che unisce alla piacevole freschezza tipica di questa denominazione un carattere più complesso e strutturato, con una voglia anche di crescere negli anni e col tempo. Racchiude una forte personalità, potremmo dire proprio quella di Matilde Poggi, e anche caratteristiche peculiari della sua terra d'origine, dimostrando come in questa zona si possano fare vini di piacevolezza ma anche di grande profondità. Grazie proprio a queste caratteristiche è un vino che consente una grande varietà di abbinamenti. Possiamo dire che è perfetto con i primi piatti, dai risotti ai ravioli, alle zuppe di legumi o anche alla pappa al pomodoro, ma è ideale anche come compagno di funghi e castagne o con pesci saporiti, tipo il baccalà. Non mancano i riconoscimenti, è stato infatti selezionato come vino slow da Slow Wine e ha preso ben 2 bicchieri rossi dal Gambero Rosso. Per il suo Bardolino Matilde Poggi ha selezionato il tappo Noma Cork Gran Reserva, dopo lunghe prove e sperimentazioni che l'hanno portata a convincersi che sia la giusta tappatura per accompagnare questo vino anche nella sua capacità di evolversi nel tempo nella direzione auspicata.